Buongiorno, migliaia di persone stamattina in piazza a Cagliari per partecipare all'Assemblea del Popolo Sardo organizzata dalla Consulta Rivoluzionaria che mette insieme sigle indipendentiste e movimenti di pastori, commercianti, il popolo delle partite IVA e studenti. Tra le rivendicazioni le dimissioni in massa di questa classe politica dirigente e per un nuovo programma di governo. I nostri servizi. Cosa diciamo oggi ai nostri politici? Di dimettersi. Perché? Perché non ci rappresentano più. Una parte di minatori Carbosulcis è presente qui perché noi siamo convinti che bisogna, in una situazione tragica come questa della Sardegna, unificare le lotte. Per pretendere quelle che sono le leggi, quindi attuare la zona franca integrale in Sardegna subito. Ci vogliamo solo in Sardegna, basta, non devono comandare loro. Quanto è che dura questa politica qui? 60 anni, siamo a questi punti. Siamo venuti a sensibilizzare i giovani per riappropriarsi dei propri spazi. Gli studenti non hanno più diritto a studiare se non facoltosi. Ci sono le bandiere giallo-azzurre del Movimento dei Pastori, quelle bianco-rosse degli indipendentisti di Bastiano Compostu, c'è l'albero deradicato e nero dell'IRS e ci sono i caschetti a decine degli operai degli indotti e delle fabbriche che oggi non producono più, t-shirt colorate e slogan del popolo delle partite IVA, del Movimento Artigiani e Commercianti, della Consulta del Parco Geominerario, degli studenti, dei volontari che hanno dato vita a Porto Torres ad un centro sociale perché loro al futuro ci credono, tanti comitati spontanei, tante persone ferme sotto il palazzo di Via Roma ad incitare i leader dei movimenti per la prima volta insieme. Dal palco hanno parlato alla piazza, ribattezzata per l'occasione Piazza della Consulta Rivoluzionaria. Hanno chiesto ai sardi di voltare pagina, di fare fronte comune contro la classe politica dirigente e per l'istituzione di una zona franca che alleggerisca il popolo dalla pressione fiscale. Scusate. Felice Floris, consigliere regionale, è la prima cosa che farebbe? Felice Floris, consigliere regionale, lo escludo assolutamente. Però ci sarà qualche altro pastore che sarà un bravo consigliere. Insomma, lei non si candiderà? Assolutamente no. Più che un partito resterà un movimento, ma l'obiettivo è chiaro: entrare in Consiglio regionale questa volta dall'ingresso principale e senza forzare le porte. La lista da presentare alle prossime regionali, che nascerà da un progetto politico ancora tutto in evoluzione, è presto detto, si chiamerà Consulta Rivoluzionaria. Non siamo un soggetto politico momentaneamente, qualcuno ci sta pensando, ma non tutti stiamo pensando ad entrare in regione. C'è dentro di noi anche la voglia di un ricambio politico e di andare a governare la Sardegna. Un ricambio politico, fate riferimento però a dei partiti politici che ci sono già, oppure nascerà un nuovo soggetto politico? No, nascerà un nuovo soggetto politico perché questi partiti che ci sono oggi hanno dimostrato di aver fallito. Sovranità fiscale, energetica, alimentare. La parola d'ordine che accomuna le tante anime della Consulta è questa. Difficile prevedere se pastori, partite IVA, disoccupati, ecologisti, indipendentisti riusciranno a cavare da 1000 rivendicazioni un programma. Abbiamo smesso di protestare e da qui emerge un nuovo progetto di governo per la Sardegna. Il concetto di sovranità è una parola magica che divide tra le forze dell'emancipazione, della liberazione, tra le forze del progresso e le forze della restaurazione. Da qui sta emergendo, con la parola sovranità, un nuovo progetto di governo. Lo abbiamo sentito, la Consulta Rivoluzionaria chiude le sue porte alle associazioni, ai partiti, ai sindacati tradizionali per un rinnovamento totale. Abbiamo intervistato il segretario generale della CGIL, Enzo Costa. Sono delle manifestazioni che rendono palese il malessere sociale che c'è in Sardegna. Noi è da tempo che diciamo che non è in crisi solo il lavoro strutturato, ma è in crisi tutto il lavoro, anche quello arcaico, vediamo i pastori, gli agricoltori. È in crisi proprio un modello sociale. Come movimento sindacale noi non potremmo mai condannare una manifestazione di piazza perché è il nostro pane quotidiano. Avremo qualche appunto da sollevare sulle facili soluzioni. Purtroppo questa è una crisi vera, non prevede una vittima e un carnefice, ma prevede che ci sono sicuramente delle responsabilità che vanno sottolineate, però prevede che il popolo sardo si unisca e non si divida. Non c'è nessun movimento, né sindacale, né autonomo, né autoconvocato,
che quando lancia un grido di bisogno non deve capire che ha bisogno di un sistema politico che lo raccolga.